È stato preso in giro dai compagni di classe fino a diventare vittima di scherzi anche pesanti, come quello di offrirgli una gomma da masticare piena di colla. Gli insegnanti, venuti a conoscenza di quanto accaduto, avevano individuato gli autori e li avevano rimproverati, ma probabilmente questo non è bastato ai genitori del ragazzino, che si sono recati a scuola, hanno chiesto di incontrare l'insegnante che era in classe. La professoressa li ha ricevuti nel corridoio, ma la discussione si è infuocata. Così i genitori hanno fatto irruzione in aula ed il papà del ragazzino ha minacciato i compagni. Se lo fate ancora, vi spezzo le gambe. Un bambino tornato a casa ha raccontato quanto accaduto e la famiglia di quest'ultimo si è recata dai carabinieri. Immediate le indagini. Il padre dello studente bullizzato è stato invitato in caserma, mamma e papà sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e il padre del ragazzo dovrà rispondere anche dell'accusa di minacce a minorenni in ambiente scolastico. La gente su questo fatto ha le idee chiare. Hanno scelto la strada più impropria. C'è un direttore, presumo, e quello è il responsabile dell'andamento della classe e della scuola in generale. Lo trovo poco corretto, non lo so, dovevano riferirsi all'insegnante e non ai ragazzi. Credo che il rapporto tra scuola e famiglia sia fondamentale, ma deve essere un rapporto di collaborazione sempre e comunque, quindi bisognerebbe passare attraverso le vie istituzionali prima, perché entrare direttamente in classe, a mio parere, sminuisce l'autorità degli insegnanti, che invece andrebbe assolutamente rispettata. E proprio oggi il ministro dell'istruzione Marco Bussetti è intervenuto sul tema dei rapporti sempre più difficili tra famiglia e scuola. Ho già dichiarato che mi afferma intenzione di verificare e valutare con tutti gli organi competenti la possibilità che il Ministero si costituisca parte civile nei procedimenti penali che abbiano ad oggetto episodi di violenza o anche di semplice minaccia posti in essere da studenti o dai loro genitori parenti nei confronti di tutto il personale della scuola.